Una tragedia a Cianciana dopo le continue liti tra moglie e marito e l'uomo rischia il linciaggio dopo il folle gesto. Ad Agrigento la mancanza dell'acqua tra satira e iniziative curiose e non mancano le telecamere nazionali. Ambulanze senza revisione ad Agrigento, un arresto dei carabinieri a Sciacca e 2 fermati a Messina per il ferimento di un giovane. Oggi a Roma la prima del film documentario A piedi nudi dei favaresi Tonino Moscat e Angelisa Castronovo. Per lo sport a Canicattì premio Rosario Livatino a cura dell'AIA, la Pro Favara ricevuta in municipio. Benvenuti su TVA Notizie, apertura dedicata alla tragedia di Cianciana. A quanto pare la moglie dell'aggressore aveva deciso di separarsi e come sempre a pagare sono gli innocenti, come i 2 figli della coppia ricoverati in gravi condizioni. Arturo Cantella. Cianciana è un piccolo paese dell'entroterra agrigentino e balzato improvvisamente alla cronaca per un fatto gravissimo che ha scosso non solo l'intera collettività ciancianese ma anche fuori isola. Ieri nel primo pomeriggio Daniele Alba, di professione meccanico di 35 anni, ha accoltellato nella propria abitazione la moglie Aneta di origine polacca e i 2 figli, un bambino di 7 anni e una bimba di 3. Poi si è barricato all'interno della sua abitazione dopo averli fatti uscire da casa. L'uomo alla fine si è arreso ai carabinieri che erano all'esterno dell'abitazione e hanno agito anche con l'aiuto di un negoziatore per convincerlo. I fratellini sono stati trasferiti immediatamente negli soccorsi all'ospedale dei bambini di Palermo. Il più grande, Christian, è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico. Una delle coltellate sferate al torace dal padre avrebbe sfiorato il cuore. Anche la sorellina più piccola è stata intubata e con un'emorragia cerebrale in condizioni disperate. Aneta, la moglie di origine polacche, è stata invece trasportata in ambulanza all'ospedale Parlapiano di Ribera, dove è stata operata d'urgenza dal dottore Macaluso. Le sue condizioni sono gravi ma non in pericolo di vita. Tra le ipotesi che ha fatto scattare la follia omicidia di Daniele Alba ci sarebbe stata l'intenzione da parte della moglie di voler interrompere la relazione, a far esplodere una discussione che andava avanti con un coltello preso da Alba, quindi ormai aveva perso il controllo, ha cominciato ad accoltellare la donna e i figli, ma fortunatamente in un momento di lucidità si è bloccato e ha fatto uscire dalla propria abitazione la moglie e i bambini. Immediatamente è scattato l'allarme, sono intervenuti i carabinieri, sul posto anche il comandante De Tullio che ha raggiunto immediatamente la zona. Quindi la procura presente con il magistrato Roberta Bizzolani che ha aperto un'inchiesta. La zona è stata immediatamente cinturata dai carabinieri che hanno anche indossato giubbotti antiproiettili e mitragliette, non sapendo le intenzioni dell'Alba. Inizia così la trattativa portata avanti da un negoziatore del capoluogo che fortunatamente lo ha convinto ad arrendersi. Intanto restano gravi le condizioni dei 2 figli, una bambina di 3 anni e il fratellino di 7, come già detto ricoverati in terapia intensiva all'ospedale dei bambini di Palermo. La madre fortunatamente è uscita dal pericolo. La vicenda ha scosso l'intera collettività di Cianciana. Ieri sera nella chiesa madre si è anche riunito il comitato parrocchiale per riflettere su quanto accaduto e se la tragedia si sarebbe potuta evitare. Nessuno si aspettava un tale dramma. Sulla grave crisi idrica che interessa Agrigento e non solo, non c'è satira soltanto, ma anche iniziative singolari come quella presa dagli abitanti della via Gioeni. La situazione idrica in città continua a essere preoccupante. I cittadini si preparano ad un'altra manifestazione che possa sensibilizzare i gestori a risolvere il problema. Nelle vie Gioieni e zone limitrofe ieri, come si vede dalle immagini, bidoni e bottiglie vuote sono state appese nei balconi.
Anche stamani la nostra città è stata presente su Mattino 5 con una diretta dalla fontana di Bonamorone, dove dei cittadini intervistati dal giornalista esprimevano le loro motivazioni. Erano lì perché non arrivava l'acqua nelle proprie abitazioni da diversi giorni, quindi si riempiono i bidoni. Uno di loro dichiarava anche il costo di una tobotte che si è costretti a rivolgersi per potersi lavare, che arriva a costare anche oltre i 100 euro. Ma c'è anche come signor Fortunato, intervistato, che lamentava la rottura di un tubo che fa perdere il liquido. La rete idrica purtroppo è un vero colabrodo, con rotture in ogni zona della città. Recentemente anche la notizia della perdita del finanziamento per la nuova rete idrica, che non andrà persa, però assicurano gli amministratori, in quanto i fondi saranno immessi in quelli di coesione. Ciò ovviamente allunga notevolmente i tempi di attivazione della nuova rete, che certamente risolverebbe tanti problemi. Sinceramente vorremmo che la nostra città venga raccontata per le proprie bellezze naturali, invece che per problemi annali di mancanza di acqua. Anche in vista di Agrigento, capitale della cultura, tutta questa esposizione mediatica fa sì che i turisti e gli operatori economici siano fortemente preoccupati a venire ad Agrigento, in quanto si ritroverebbero senza acqua. Intanto l'AICA informa che a riguardo all'approvvigionamento del centro storico non ha ipotizzato in alcun modo, né ha in programma di farlo, di dirottare parte della fornitura del serbatoio Itria verso zone diverse da quello dello stesso Servite, né di sottrarre quantità di fornitura idrica ad altri quartieri della città, siano essi centrali o periferici. Una riunione tecnica si è svolta all'AICA a cui hanno partecipato il sindaco di Agrigento Miccichè, il vice sindaco Trupia, il direttore generale di AICA Guarneri, il responsabile tecnico Fiorino, il vice responsabile Ferrara e il capo area di Agrigento per Luigi Giuliana. Diversi temi discussi, dalla questione dell'approvvigionamento idrico nel centro storico a quello degli altri quartieri cittadini, inclusi quelli della periferia, con particolare attenzione in vista dell'approssimarsi della stagione estiva a quelli del litorale agrigentino, come San Leone, Cannatello e Zingarello. Nel corso della riunione il sindaco Miccichè e il vice sindaco Trupia hanno chiesto ai vertici dell'AICA se vi sia la possibilità che l'azienda consortile possa realizzare un impianto di dissalazione, in atto l'unica soluzione che permetta di affrancarsi dall'attuale crisi idrica. E siamo alla cronaca. Ambulanze senza revisione e prive di autorizzazioni scoperte dalla polizia ad Agrigento. Arturo Cantella. La Polizia di Stato, nell'ambito di controlli inerenti ai veicoli definiti dal Codice della Strada ad uso speciale, atteso il particolare equipaggiamento, ha deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria e sanzionato amministrativamente i proprietari di 2 ambulanze prive di revisione e di autorizzazione. Nello specifico, il personale della sezione della Polizia Stradale di Agrigento, nel corso di specifici controlli, procedeva alla verifica nei territori del comune di Raffadali e del comune di Aragona di 2 ambulanze intestate a società della provincia che in quei frangenti, tra l'altro, erano impegnate nel trasporto di 2 infermi con destinazione Agrigento. Gli accertamenti conseguenti esperiti presso l'assessorato Regione Sicilia e gli altri enti competenti in materia sanitaria consentivano di acclarare l'obbligo di iscrizione del soggetto richiedente il titolo autorizzativo al registro delle imprese della Camera di Commercio, al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, titolo di cui il proprietario di uno dei 2 mezzi era privo. Il secondo veicolo invece esibiva l'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'ASP di competenza, scaduta nella sua validità e non più rinnovata, come verificato presso il Servizio Igiene e Ambienti di Vita del Dipartimento di Prevenzione. 2 fermati a Messina per il ferimento di un giovane. Il servizio. Sono stati identificati e arrestati i presunti responsabili del grave fatto di sangue avvenuto alle spalle di Piazza Duomo di Messina nei pressi di uno dei locali della Movida messinese, frequentato da giovani e giovanissimi. I fatti risalgono alla notte di sabato tra il 18 e il 19 maggio, quando una volante della Polizia di Stato interviene al Policlinico Universitario, dove poco prima era giunto un ragazzo di circa 20 anni con gli abiti sporchi di sangue, accompagnato a braccia da un coetaneo. Le ferite riportate erano
erano dovute all'esplosione di un colpo d'arma da fuoco. Dalle primissime informazioni acquisite dagli agenti, gli spari erano avvenuti in via Loggia dei Mercanti, alle spalle del Duomo. Scattano immediatamente le indagini volte a ricostruire la dinamica degli eventi ed identificare gli autori della sparatoria. Sul posto si portano gli agenti della sezione omicidi della squadra mobile. L'immediata acquisizione delle telecamere interne ed esterne dei locali ubicati in via Loggia dei Mercanti ha consentito agli operatori di polizia di visionare le fasi concitate della violenta aggressione. I successivi approfondimenti investigativi hanno quindi consentito di individuare i presunti autori del tentato omicidio, uno dei quali gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per vari reati. Sulla scorta degli elementi raccolti, il personale della squadra mobile ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto i presunti responsabili, uno dei quali minore di età, per i reati di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, aggravati in concorso, e ciò dopo aver informato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Messina. All'esito della richiesta di convalida, il GIP del Tribunale di Messina ha applicato la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di uno degli indagati, mentre il GIP del Tribunale dei minorenni ha disposto per l'altro indagato la custodia cautelare in carcere. Si precisa che gli indagati sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità. Ancora cronaca, arrestato a Sciacca dai carabinieri un pregiudicato di Palermo che aveva partecipato ad una rapina a Sambuca di Sicilia. Arturo Cantella. I carabinieri della compagnia di Sciacca, a conclusione di mirata attività investigativa scaturita dalla tentata rapina avvenuta lo scorso 13 settembre a Sambuca di Sicilia, hanno tratto in arresto un pregiudicato di 45 anni originario di Palermo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal CIP del Tribunale di Sciacca su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il 13 settembre del 2023 4 malviventi, di cui 3 con volto travisato, avevano tentato la rapina in una gioielleria di Sambuca di Sicilia, ma la reazione del gioielliere li aveva messi in fuga. Nella colluttazione uno dei malviventi aveva perso la parrucca utilizzata per camuffarsi, sulla quale i tecnici del RIS, carabinieri di Messina, sono riusciti a individuare il profilo di un DNA che, comparato con quelli inseriti nell'apposita banca dati, ha consentito di risalire all'identità di uno dei rapinatori. I successivi e minuziosi accertamenti dei carabinieri dal nucleo operativo della compagnia di Sciacca e della stazione di Sambuca di Sicilia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Sciacca, hanno consentito di ricostruire i suoi spostamenti il giorno della tentata rapina, che unitamente ai molti elementi acquisiti nel corso delle indagini hanno così permesso agli organi inquirenti di fare luce sulla vicenda. Queste operazioni segue altre effettuate dai carabinieri della compagnia di Sciacca relative a rapine perpetrate nelle gioiellerie della Valle del Belice durante il 2023. Il 3 ottobre i militari della stazione dei carabinieri di Menfi avevano arrestato in flagranza di reato per tentata rapina a mano armata un uomo di 34 anni palermitano. Successivamente, all'esito di serrate indagini, in data 26 ottobre 2023 i militari del nucleo operativo della compagnia avevano arrestato, su ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Sciacca, un 24enne e un 25enne, entrambi palermitani, risultati essere gli autori di una rapina commessa presso una gioielleria di Menfi che aveva fruttato un bottino di circa 700.000 euro in monili vari. Verrà presentato oggi in anteprima al Cinema Farnese di Roma il film documentario A piedi nudi, scritto da Elena Costa per la regia di Jessica Giacconi e Riccardo Villalba e prodotto da Antonino Moscat e Angelisa Castronovo per la Wills in comproduzione internazionale con la società spagnola Polaris. Il film documentario è stato realizzato con il supporto della Libera Università del Cinema di Roma e la Società Cooperativa Culture e con la collaborazione della storica compagnia Artemis Danza di Monica Casadei. Piedi nudi racconta il tour fuori teatro proprio della compagnia Artemis ed è stato girato dal 2020 al 2022, nel periodo che va dalla fine della prima ondata del Covid fino alla riapertura dei teatri.
Oltre a Moscat e Castronovo, tra i favaresi figura anche Graziano Mossuto, che ha firmato le musiche originali del film documentario. Ricordiamo un altro capolavoro prodotto proprio da Tonino Moscat e Ancelisa Castronovo, ovvero Bocche inutili, con protagonista principale Margot Sicaboni. Sono Monica Casadei, direttrice e coreografa della compagnia Artemis Danza. Nasce questa compagnia e nasce in un'idea proprio anche di comunione di intenti, comunione di voglia di incrociare e di condividere emozioni. Quindi una danza molto incarnata, una danza, all'epoca si chiamava un po' teatro danza. C'è una piccola pausa, io spero piccola. Però tutto quello per cui abbiamo lavorato al momento, subito, quindi il nostro obiettivo si sposta. Oggi che dobbiamo stare fermi possiamo reinventarci, perché è la nostra grande capacità quella di reinventarci e vedere l'arte ovunque, anche stando a casa. Sono una danzatrice e giovane autrice della compagnia Artemis Danza, una new entry. Ho avuto la fortuna di ballare prima della chiusura totale. Ancora? Ieri l'anniversario della strage di Capaci. Oggi vi proponiamo un video della CGIL Sicilia sulla memoria e sull'impegno per non dimenticare. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Siamo davanti all'Albero Falcone in questa giornata molto importante, non solo per la Sicilia ma per tutto il Paese. E ovviamente insieme a noi ci sono tanti ragazzi e tante ragazze, tanti bambini e bambine, perché è chiaro che la mafia si combatte prima di tutto dal punto di vista culturale e l'istruzione e la conoscenza sono il più grande antidoto contro l'illegalità, la corruzione e tutte le mafie. Bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai nervi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni. Anche Agrigento ha ricordato ieri l'anniversario della strage di Capaci. Vediamo.
Nel giorno del 32esimo anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, anche la nostra città, alla Villa Bonfiglio, alle ore 17:57, l'ora della strage, il sindaco Francesco Miccichè, alla presenza del prefetto Filippo Romano e di altre cariche civili e militari, hanno osservato un minuto di raccoglimento accompagnato dalle note del silenzio. E poi si è svolta la cerimonia di piantumazione di un albero d'ulivo in memoria del giudice Falcone. Un momento di grande importanza simbolica per la nostra comunità e il ricordo delle vittime di quell'orribile attentato per rinnovare il nostro impegno nella lotta contro la mafia. Oggi, ha affermato il sindaco Miccichè a margine della cerimonia, abbiamo piantato un albero per il giudice Falcone. Il 19 luglio un altro verrà piantato per ricordare il giudice Borsellino. Del 1992 alle ore 17:57, quindi 4 minuti fa, succedeva qualcosa di terribile, un'offesa all'umanità, una strage che la mafia ha voluto in maniera così forte, eclatante, per dare un segnale allora, distruggendo una famiglia, distruggendo delle famiglie, uccidendo il giovane, il giudice Giovanni Falcone, la moglie, la scorta, pensando di ottenere qualcosa. Sì, è successo qualcosa, ma è successo qualcosa al contrario. Le istituzioni, lo Stato si sono ribellate a questa strage pazzesca. Ci sono state anche altre che dopo qualche mese, ahimè, il 19 luglio dello stesso anno, ha visto vittima anche il giudice Borsellino. Io vorrei fare mie le parole di oggi del presidente Sergio Mattarella, che ha ricordato queste vittime, proprio rileggendo qui a voi tutti, e ringrazio per la presenza delle autorità, Sua Eccellenza il Prefetto, tutte le autorità civili e militari che oggi mi hanno dato l'onore di piantare questo albero, un simbolo, è un alberello, un albero di ulivo però, ed è ulivo perché è simbolico, l'albero della concordia e della pace. L'attentato di Capaci fu un attacco che la mafia volle scientemente portare alla democrazia italiana, una strategia criminale che dopo poche settimane replicò il medesimo disumano orrore in via D'Amelio. Ferma fu la reazione delle istituzioni e del popolo italiano. Ne scaturì una mobilitazione delle coscienze. La lezione di vita di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino divennero parte della migliore etica della Repubblica. E sempre il presidente Mattarella, a 32 anni da quel tragico 23 maggio, è doveroso ricordare anzitutto il sacrificio di chi venne barbaramente ucciso. Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani, e insieme a loro ricordiamo Paolo Borsellino, Emanuela Loia, Agostino Catalano, Walter Edde Cosina, Vincenzo Limuli, Claudio Traina, testimoni di legalità, il cui nome resta segnato con carattere indelebile nella nostra storia. Io penso che Agrigento, forse a mio ricordo, non abbia mai avuto un sito, un luogo dove poter ricordare la strage di Capaci. Perché ho scelto questo sito, questo posto? Perché è un luogo di passeggio, di passaggio, è un luogo di passeggio e passaggio anche di ragazzini, di bambini. Perché? Perché lo scopo di questa
di questo albero, di questa lapide, soltanto per ricordare ogni giorno la memoria e far conoscere a chi ancora non c'era quello che è successo, affinché loro lo possano tramandare un giorno ai loro figli e ai loro nipoti. Grazie. I sequestri risalenti a Matteo Messina Denaro, il resoconto fatto proprio ieri, giornata della memoria. Aziende, titoli, immobili, contanti, tutto questo riferibile a Matteo Messina Denaro e dal valore di ben 250 milioni di euro. E quanto è stato sequestrato sinora del tesoro dell'ex boss di Cosa Nostra, arrestato a Palermo dopo 30 anni di latitanza il 16 gennaio 2023 e morto il 25 settembre del medesimo anno. A dirlo è stato il comandante dei ROS, Vincenzo Molinese, intervenendo alla cerimonia per il 32esimo anniversario della strage di Capaci, tenutasi a Palermo nel Palazzo Young. La mafia riesce ad inquinare la società civile, ha spiegato Vincenzo Molinese. La forza di Cosa Nostra è al di fuori dell'organizzazione, riesce a penetrare tra professionisti, istituzioni e una sua peculiarità. La manovra di disarticolazione del potere economico e finanziario della mafia continua incessantemente. È fondamentale sottrargli le ricchezze sia per non farle proliferare, sia per restituire queste risorse ai territori. La geografia economica della ricchezza di Messina Denaro è complessa e la sua ricerca continua, ha ammesso ancora. In Cosa Nostra non ci sono regole di successione e non c'è un capo conclamato dopo lui, ha aggiunto invece il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia. Le mafie hanno una storia che dura da almeno 160-170 anni. Hanno vissuto crisi, probabilmente non come questa, ma le hanno superate e il modo di pensare di Cosa Nostra non è cambiato. Nelle recenti intercettazioni viene messo in risalto come un mafioso del 2024 ragiona, esattamente come uno del 1980, ha detto ancora De Lucia. Il modo di pensare è lo stesso. Il procuratore capo ha poi parlato di Giovanni Motisi, membro di Cosa Nostra e capo del clan Motisi, attualmente inserito in cima alla lista di massima pericolosità in fuga da più di 20 anni. Quello che sappiamo su Motisi, dice, è che è un condannato all'ergastolo ed è latitante da troppo tempo. Noi abbiamo il dovere di fare cessare la sua latitanza e lo prenderemo. Protezione dei minori stranieri non accompagnati. Ad Agrigento un evento organizzato dalla Prefettura in collaborazione con la Caritas diocesana, il servizio di Arturo Cantella. Nella giornata di ieri si è tenuto presso la Caritas diocesana un evento formativo organizzato dalla Prefettura di Agrigento d'intesa con l'organizzazione non governativa Save the Children e con la collaborazione di UNICEF sul tema della tutela dei minori stranieri non accompagnati. L'incontro è stato moderato dal dirigente dell'ufficio immigrazione della prefettura Gabriele Barbaro, è stato arricchito dall'intervento di Lisa Bieloglic, Valentina Mascali, Giulia Malatesta e Ivana Dimino, referenti del programma di intervento in frontiera di Save the Children. L'evento è stato dedicato ai servizi sociali dei comuni dell'Agrigentino, ove sono presenti comunità per minori, alle comunità che ospitano minori stranieri, ai centri di accoglienza prefettizi, alle Croce Rosse italiani locali, nella quale, di ente gestore dell'hotspot di Porto Empedocle, è servito a esaminare i temi della protezione dei minori migranti in condizioni di emergenza e di vulnerabilità, la fenomenologia del flusso migratorio, i principi normativi fondamentali e i principi istituti giuridici, l'approccio e la comunicazione child friend a misura di minore. Gli argomenti trattati hanno suscitato un grande interesse e un intenso dibattito tra gli operatori del settore che hanno posto numerose domande su casi concreti, dando modo ai relatori di suggerire consigli pratici in ordine alla risoluzione delle problematiche discusse. L'incontro odierno si quadra nell'ambito dell'attività formativa voluta dal prefetto Filippo Romano in favore delle amministrazioni locali, degli enti del terzo settore,
allo scopo di favorire la collaborazione interistituzionale sui temi di comune interesse e la crescita professionale degli operatori del settore dell'accoglienza dei migranti. Nell'ambito del progetto di educazione civica Obiettivo Ambiente è stata effettuata la pulizia della spiaggia di Cannatello e del Fiumenaro. Come si vede dalle immagini, gli alunni del corso di alfabetizzazione del CPIA di Agrigento, per iniziativa di Mare Amico, hanno raccolto 100 sacchi di rifiuti, coinvolti nell'opera di bonifica studenti stranieri presenti sul territorio. E adesso linea alla regia per la pausa pubblicitaria. Torniamo tra poco con lo sport. E siamo allo sport. Oggi pomeriggio presso il Teatro Sociale di Canicattì si terrà la 7ª edizione del premio Rosario Livatino a cura dell'Associazione Italiana Arbitri. Carmelo Lentini. E questo venerdì, il 24 maggio, a partire dalle ore 17:30, si svolgerà a Canicattì presso il Teatro Sociale in via Capitano Ippolito 5 la 7ª edizione del premio nazionale AICES AIA FIGC Beato Giudice Rosario Livatino. Si tratta di un evento importante per l'AIA, ma in particolare per la sezione arbitri di Agrigento, che premia una giovane arbitro di Serie A ogni anno ed è voluto fortemente dal suo presidente Gero Drago e dal consiglio direttivo, che coinvolge i vertici dello sport nazionale e che vedrà la presenza di autorevoli personalità del mondo dello sport, delle istituzioni, della Chiesa e anche della magistratura. La manifestazione è patrocinata dal Senato della Repubblica, dall'Assemblea regionale siciliana, dall'assessorato sport, turismo e spettacolo sempre della regione siciliana, dall'Ente nazionale del turismo e tanti altri comuni del territorio siciliano. Sarà presente anche Don Ciotti. Calcio, la squadra della Pro Favara ricevuta in municipio in vista del match di Pompei. Giuseppe Moscato. Il sindaco di Favara Antonio Palumbo, unitamente al suo vice Antonio Liotta, all'assessore allo sport Angelo Airofarulla, al presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi, hanno ricevuto in municipio la Pro Favara Calcio. Il presidente Rino Castronovo e numerosi dirigenti, l'allenatore Gaetano Catalano e lo staff tecnico e naturalmente tutta la rosa dei giocatori sono stati accolti nella stanza del primo cittadino di Favara, che ha voluto salutare la squadra della Pro Favara a nome di tutti gli sportivi in vista della delicata e importante trasferta in terra campana e a Pompei in particolare per la semifinale nazionale d'andata dei play-off del campionato di eccellenza, per raggiungere la tanto sospirata e aggiungiamo noi anche meritata promozione in Serie D. Parole di affetto e di sostegno da parte di tutti e incitamento per dare alla città il meritato salto di categoria. Ma sentiamoli. Allora ragazzi, benvenuti. È inutile che vi dica perché avere la possibilità di giocarla è già importante. C'è una città intera, e sapete il tipo come ci tiene ogni domenica, che spera in questa promozione, l'abbiamo inseguita per diverso tempo, per noi sarebbe importante. Favara nel passato ha avuto la possibilità di disputare campionati importanti, quindi per noi sarebbe fondamentale. E neanche sembra qualcosa dirvi metteteci il massimo, perché non lo avete dimostrato in tutto il campionato. Non abbiamo bisogno di farvi raccomandazioni di nessun tipo. Andate, cercate di intanto dare un bel gioco, dimostrare quello che valete. Io vi voglio parlare più da pubblico femminile che da presidente.
parte che sono figlia della Serie D, che era presidente mio nonno, quando il Pro Favara andò in Serie D e fu una festa veramente per Favara eccezionale. Quindi vi carichiamo di questa responsabilità. Vi aspetterà sicuramente anche gran parte del pubblico femminile quando ritornerete, quindi contiamo su un grande risultato a Pompei. Al ritorno vi assicuro il pubblico femminile, che nacque più che altro in quel periodo perché mio nonno era padre di 6 figlie femmine, più le nipoti, quindi eravamo tutte al campo. Abbiamo riempito sempre la tribuna di donne. Quindi vi aspettiamo numerose e contiamo sulla vostra forza, sulla vostra sportività e sulla vittoria. Altre 2 parole le voglio aggiungere io. Voi avete, la dirigenza sicuramente ha fatto un sacrificio enorme, lo avete visto tutti, ma anche voi ad oggi avete sudato la vostra maglia, o meglio, la nostra maglia. Perché quando all'interno di un bel gruppo come questo vi sentite poi alla fine favaresi dentro. Quindi dovete essere orgogliosi di questo e comunque veramente vi faccio un bellissimo in bocca al lupo per tutti voi. Perché raggiungere potenzialmente il risultato della Serie D per noi è davvero qualcosa di grandioso e che si aspetta da anni. Quindi i miei migliori auguri e quando andate a Pompei mi raccomando dobbiamo essere favaresi sia dentro che fuori dal campo. Mattina di poter partecipare a questo incontro e mi permetto di sottolineare un particolare. 1984-2024 sono esattamente 40 anni che Pro Favara vive e ha continuato ad esistere e a dare grandi risultati sportivi. E quindi avere questa opportunità, questa occasione, cioè che voi in questo momento ci potete dare di festeggiare i 40 anni dell'attività della squadra, della nascita della squadra, capite che ha un valore ancora più grande e quindi festeggiare. Il sindaco è stato abbastanza chiaro per quello che ha detto, credo che ci sia poco da dire perché siamo tutti abbastanza consapevoli di quello che andiamo ad affrontare. Sappiamo che abbiamo una partita difficile ma si gioca in 180 minuti e questa è una cosa importante perché dopo l'andata abbiamo il ritorno in casa e per noi è fondamentale. Siamo consapevoli che indossiamo una maglia e la dobbiamo rispettare e onorare fino alla fine, però siamo anche convinti di poter fare sicuramente bene e portare un risultato importante sia per la città e sia per tutti noi che è un anno che facciamo sacrifici. Parlare sia superfluo perché tutti sappiamo l'importanza di quello che ci stiamo andando a giocare e quello che possiamo regalare alla città di Favara. Quindi noi, come abbiamo fatto tutto l'anno, sputeremo sangue e sudore per la maglia cercando di coronare questo obiettivo che abbiamo tutti insieme. Un momento un po' particolare, già incomincia l'adrenalina c'è l'abbassamento un po' a me, entro sempre in ansia, cerco di non dimostrarlo, ma purtroppo è un momento e purtroppo anche io dopo tanti sacrifici e colgo l'occasione per ringraziare tutta la società. Io da 13 anni che faccio il presidente, quindi già ci sono persone anche molto di più di me, come Cusumano, Gino Mentolea e poche altre. Abbiamo fatto dei sacrifici veramente importanti per cercare di portare i nostri colori in giro sia per la Sicilia e oggi abbiamo l'opportunità di portare i nostri colori a Pompei. Sicuramente cercheremo di fare il nostro meglio possibile, di fare un regalo a questa città che siamo merita veramente. Grazie. Grazie. La gara è in programma domenica 26 maggio alle ore 16 allo Stadio Comunale di Pompei. La Pro Favara partirà venerdì sera. Sabato mattina l'ultimo allenamento di rifinitura in terra campana per poi concentrarsi per la gara di domenica. Al seguito della squadra, oltre a tutto lo staff dirigenziale e tecnico, ci saranno anche oltre 100 tifosi che già si sono organizzati per la trasferta per far sentire il proprio calore e il proprio sostegno alla squadra. Una notizia di Acragas: per le 16:30 di oggi Giuseppe Deni ha indetto una conferenza stampa che si terrà presso il suo ufficio in via Unità d'Italia. Bene, è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.